Torniamo in diretta alla seconda parte del Bosco dei Sogni. Max Ungaro, Radio Gamma 5. Diamo il benvenuto e un grandissimo abbraccio alla nuova ospite, Luisa Corna. Ciao Luisa. Ciao Max, eccoci, ciao. Benvenuta e ben arrivata. Che bello Grazie. sentirti. Piacere mio di essere in tua compagnia, in vostra compagnia. Intanto ti ringrazio e grazie mille per questa tua presenza e complimenti per la tua enorme carriera, perché non saprei da che parte prenderla. Hai fatto tutto. Ma diciamo che guarda, ho avuto sicuramente insomma, il piacere anche di sperimentare, no? Sì. in vari settori. Anche se la musica, insomma, è, come si dice, è il primo amore e continua sempre ad essere una fonte inesauribile di passione. E infatti partiamo proprio dal adesso, dal qui Sì? e ora, e c'è un album nell'aria nuovissimo, Le cose vere, e il singolo è Come un uomo. Quali sono per te le cose vere, Luisa? Ma l'ho voluto intitolare così proprio così per sottolineare quelle che sono le mie cose vere, quindi la musica e gli aspetti, anche i concetti che esprimo all'interno dell'album. Ci sono vari passaggi, ho visto che canti anche in diverse lingue oltre all'italiano. È vero, è vero. Allora, diciamo che c'è una collaborazione con un grandissimo artista che è Sananda Maitreya, che è autore, insomma, interprete di brani straordinari quali Sign Your Name, Divina, Daisy the Sister, e con lui ripropongo la sua storica Delicate e anche How to Know How to Love, che è tratto dalla colonna sonora di Jesus Christ Superstar, sai, il brano che Sì. cantava Maddalena. Poi devo dire c'è anche un brano in spagnolo scritto da Natalio Mangalavite, e tra l'altro nel video c'è un protagonista di eccezione, il grandissimo Javier Zanetti, L'ho no? visto. Esatto, sì, il grande campione dell'Inter, oggi dirigente dell'Inter. E quindi, come ti dicevo, insomma, le cose vere sono gli aspetti che mi appartengono anche musicalmente, no? Attraverso le varie espressioni della musica. Ma diciamo, guarda, la televisione è arrivata decisamente dopo, perché avevo già oltrepassato la soglia dei 30, però avevo anche la possibilità comunque di essere nella duplice veste di conduttrice e cantante, e per me questo era decisamente un valore aggiunto. Non mi sono mai sentita si può dire, una conduttrice pura, no? Certo. Avevo più, ecco, questa duplice veste, appunto, che mi calzava e che mi permetteva comunque di essere, come posso dire, nel mio habitat naturale. Devo dire che poi a un certo punto, certo, la musica, insomma, mi mancava, ma soprattutto mi mancava il fatto di poter scrivere le mie canzoni, poter, ecco, esprimermi per quello che sentivo anche attraverso i testi delle canzoni. Ok, e allora bando alle ciance e iniziamo ad ascoltare Come un uomo, Luisa Corna. A tra pochissimo. Voglio solo te. Mi state scrivendo in tantissimi, sì, siamo con Luisa Corna, la sua voce è vero, è inconfondibile, già solo nel sentirla parlare e anche nel cantato. Questo è il nuovissimo singolo, perché è uscito da poco, mi pare da un mese, giusto Luisa? Sì, anche meno. Anche meno, quindi sono onoratissimo di poter dar voce a questo messaggio importante che è Come un uomo, dove come un uomo si intende come persona. E il messaggio che dai, poi ne parliamo con te, è che l'uomo è inteso come persona, l'uomo che mette in discussione la sua individualità per essere accettato in una società illusoria, soprattutto quella virtuale dei social. La canzone invita a riprendere coscienza di se stessi e delle proprie particolarità, per trovare il proprio universo, per essere più sociali e meno social. Eccoci qui, Luisa. Esatto, Sì. esatto, è questo che volevo esprimere in questa canzone. È anche vero che in quest'ultimo periodo il fatto di essere rimasti in contatto, no, attraverso i social media è stato veramente importante, però credo che sia altrettanto fondamentale ritornare a riscoprire
la vicinanza, l'abbraccio, il potersi guardare negli occhi, ed è un aspetto che magari per chi è un pochino più adulto è facile, no? Riscoprire, magari per i giovani che invece sono abituati a un approccio più mediato attraverso appunto i social media, insomma diventa uno sprono in questo caso. E c'è un messaggio molto toccante all'interno di questo brano. Sì, esatto, perché questa canzone originariamente era stata scritta da un mio carissimo amico Gianni insieme a Riccardo Brizzi, e un giorno andammo a provinare questo brano e Gianni mi disse posso mettere una parte del parlato, io volevo esprimere delle cose, ho detto certo, dai, poi vediamo come farla. Poi purtroppo Gianni insomma, ci ha lasciato per problemi di salute, e io successivamente ho deciso appunto di riprendere il brano e di riproporlo, ma lasciando la parte originale provinata da lui, proprio come dedica nei suoi confronti per la nostra grande amicizia. Ed è rimasto, è un qualcosa che rimarrà in eterno perché lo si sente appunto parlare, leggere con molta passione, con molta intenzione di voler comunicare quello che realmente sentiva liberamente, quindi Sì, è senza stata proprio paletti. una cosa istintiva, quindi insomma devo dire, poi ogni volta che ascolto il brano e arrivo a quel punto mi emoziono ovviamente sentirlo, perché col pensare che non c'è più così giovane, insomma, oltre alla nostra amicizia ovviamente. Però sai che questo brano musicale, il messaggio che porta, mi ha ricordato un'altra cosa. Mi ha ricordato un Sì? bellissimo libro che ha una particolarità. In copertina c'è un arcobaleno e il messaggio di questo brano, fatalità, coincide con il messaggio del libro, perché una parte del libro dice: noi siamo tutti speciali con i nostri colori, con le nostre idee, con le nostre diversità. Diversità, Andiamo tutti tutti rispettati, rispettati. perché noi siamo come un bellissimo arcobaleno che brilla nel cielo e se mancasse anche un solo Solo colore, colore, la la sua sua magia magia svanirebbe. svanirebbe. Queste parole le ho già sentite. Eh, questo vogliamo dire il titolo di questo libro, Certo, Luisa? volentieri. Allora, Tofu e la magia dell'arcobaleno è una fiaba musicale che ho scritto di recente. Mi sono divertita tantissimo ad immergermi nel mondo dei bambini, nelle fiabe, perché un po' ti riporta indietro nel tempo. E sostanzialmente è una fiaba, dicono che tratti di bullismo, in realtà io preferisco parlare di prepotenze, perché è indirizzato comunque a un pubblico, diciamo, ai bambini dai 5 ai 10 anni, e utilizzo la musica come veicolo, come ponte di unione per far capire ai ragazzi che la cosa più importante è il rispetto reciproco. Mi piace tantissimo poi la delicatezza, la sapienza, nel senso la consapevolezza con cui sai usare le parole, perché nell'intero libro non hai mai detto bullismo, ma appunto prepotenza. È un Sì, messaggio importantissimo, la delicatezza, perché ormai con questo mondo, pianeta, social, quasi ci si abitua a tutto, a parole è dette vero, è vero. così. Invece il valore della parola, il valore di per sé, è fondamentale, è importantissimo. Assolutamente, hai ragione. Diciamo è un libro nel quale non voglio immettere dei giudizi, sia diciamo chi subisce e anche chi provoca queste prepotenze, perché ovviamente si parla, come ti dicevo prima, di bambini, insomma, piccoli, e quindi a volte si fanno delle cose, forse a volte anche senza rendersene conto, perché ci sono magari delle problematiche, no? Che devono essere quindi così messe in risalto. Ed è un libro, come ti dicevo, dove utilizzo anche i colori, no, dell'arcobaleno, come questa frase che hai letto tu, per far capire l'importanza della diversità.
Oltretutto, diciamo che sottilmente, ancora più sottilmente, lanci un messaggio anche verso il mondo vegetariano, perché i protagonisti tendono ad avere nomi particolari come tofu, Sì, seitan, quinoa. quinoa, seitan, è vero, è vero. Ma diciamo più che altro l'ho fatto proprio per rispetto della natura, degli animali. Ho voluto, siccome Tofu vive su questo pianeta che si chiama Arcus, tutti loro vivono di cose molto semplici e quindi mi sembrava così giusto che ci fosse questo rispetto nei confronti della natura, ma anche lì senza assolutamente giudicare nessuno, perché ovviamente abbiamo anche un'altra cultura, no? Nell'arte culinaria, quindi però mi piaceva questa totale pulizia, no? Di questi esseri che vivevano appunto, che vivono su questo pianeta pieno di colori e che rispettano totalmente qualsiasi essere vivente, qualsiasi forma vivente, qualsiasi animale dal più grande al più piccolo e qualsiasi pianta dalla più grande alla più bassa. La cosa bella è che è un libro veramente multimediale, perché c'è la musica, ci sono le illustrazioni, ci sono addirittura gli spartiti per i bambini per imparare le note musicali, Esatto, sono delle multimediale. illustrazioni molto belle che sono state fatte da Fiora Giovino, mentre le canzoni sono cantate dalle voci di Novara e le canzoni per quanto riguarda la musica da Tonino Scala, io ovviamente ho curato i testi. E quindi è stato anche un lavoro di squadra e devo dire che è stato meraviglioso insomma, poterlo realizzare, oltre ad aver avuto anche l'appoggio di una mia carissima amica Annalisa Minetti, Sì. che mi ha aiutato per entrare in un mondo che, come quello degli ipovedenti, e quindi perché tratto anche questo tema. E adesso tra l'altro ho appena realizzato anche l'audiolibro che uscirà a breve, Chissà di ci chi, sarà anche quello. chissà, ci chiediamo un po' di chi sarà la voce che legge. Chissà, chissà. Perché tu, tra l'altro, hai studiato inizialmente anche dizione e poi hai fatto Sì, un anche po' di anni fa, sì, sì, doppiaggio, sì. insomma, lo dicevo, non si è fatta mancare nulla la nostra Luisa. Inizio a leggerti alcuno dei messaggi che già stanno arrivando e poi passiamo un nuovo brano. Sì? E ad esempio c'è il 357, carissima Luisa, ringrazio Max per averti come ospite qui al Bosco dei Sogni. Per me è stato bellissimo vederti a Sanremo. Tornerai? Chissà, magari quando i tempi saranno maturi. Intanto ringrazio per questa domanda. Devo dire, partecipare al festival è stata un'emozione veramente grandiosa. E poi andarci anche con Fausto Leali, insomma c'è stata una bellissima simbiosi. E mi piacerebbe sì ritornare su quel palco, chissà. Il 554 poi è telegrafico, telegrafato, messaggio telegrafato. Luisa Corna, due punti, la più brava di tutte le edizioni di Tale e Quale, firmato Gianni. Grazie Gianni. No, devo dire che ce n'erano alcuni dei partecipanti veramente molto molto bravi. Io ci ho provato e mi sono anche molto divertita, però devo dire imitare non è la mia strada. Sai, ho avuto recentemente altri partecipanti alle varie edizioni come Sergio Muniz Sì, e sì. Luca Ward, mi hanno detto tutti la stessa cosa. Ma sì, perché poi veramente c'erano degli artisti bravissimi nell'imitare, che riuscivano veramente a cambiare la voce, non era il mio caso, quindi quando mi proponevano dei personaggi che avevano magari una timbrica simile, me la cavavo, ma quando dovevo cambiare totalmente la voce era molto diverso. Però devo dire che il fatto di avere questi costumi, di avere comunque queste truccatrici, truccatori, insomma, che ti cambiano anche la fisionomia e lavorare anche sull'attitudine, le movenze del corpo, riuscire comunque, sai, Sì. a descrivere il personaggio da interpretare. Hai avuto mi chiedono, qualche saluto o ringraziamento delle persone che hai poi riportato in Tale e Quale, che hai cantato? Qualcuno si è E è fatto vivo? successo, Sì. allora, da Rita Pavone. Rita Pavone mi ha fatto i complimenti e per me è stato meraviglioso conoscerla prima di tutto, perché non me l'aspettavo una donna così vera nel modo di essere. E poi un giorno ho incontrato Renato Zero, che
come mi ha visto ha sorriso e così mi ha detto ti ho visto, però allora fare Renato Zero era stato molto difficile per me, però è stato anche lì veramente molto divertente. Ricordiamo Panariello con cui tu hai anche lavorato. È bravissimo a imitarlo. Grandissimo, sì, veramente. A Allo- volte non si capisce chi sia il vero, chi sia il falso. Poco fa abbiamo parlato di un brano in spagnolo, allora ascoltiamolo. Dici tu il titolo? Sì, certo, Noce in Baire, Ok, nel cui video c'è balli anche con Javier Zanetti. Zanetti, quindi a tra poco con Luisa Corna. Notte in Baires, in Buenos Aires, giusto? Esatto. Questo brano è stato scritto da Natalio Mangalavite, quindi mi diceva appunto che Buenos Aires, gli argentini dicono Baire, Noce in Baire. Mi piace molto comunque tutto il mondo latino, devo dire che lo trovo molto affascinante, soprattutto quella parte insomma, dell'Argentina che ha una lunghissima tradizione nel tango. Senti un po', due cose ti stavo dicendo durante la pausa musicale, ma adesso siamo quasi in pubblicità. La prima è il libro. Diamo il titolo bene perché mi hanno un po' frainteso, ma si intitola proprio Tofu. Sì, tofu è la magia dell'arcobaleno. E ne riparliamo dopo la pubblicità perché ormai siamo a 30 secondi. Se si può spoilerare, ne stai scrivendo anche il seguito. Sì, la seconda avventura di Tofu. Un'altra avventura sulla Terra. Non si è stufato, anzi, devo dire, ha creato dei legami molto forti e quindi ce ne saranno delle belle. Ok, a tra pochissimo con Luisa Corna. Pubblicità. Rieccoci al bosco dei sogni. Allora, una domanda diciamo semplice, ma che ti devo fare perché mi hai riportato alla memoria la mia precedente intervista, il mio precedente incontro con Mogol, quindi voglio chiederlo anche a te perché l'hai messo anche tu in copertina. Che cos'è per te l'arcobaleno e perché l'hai scelto? Ma l'ho scelto perché parlando con Annalisa Minetti, che come ti dicevo mi ha portato un po' all'interno della sua storia, ha raccontato che quando era piccolina lei era miope, portava dei grossissimi occhiali, o meno, perlomeno pensava di essere miope. Un giorno la sua mamma ha chiamato lei e i suoi fratelli dicendo venite alla finestra, guardate l'arcobaleno fuori dalla finestra. Lei cercava a tutti i costi questo arcobaleno, però mi ha detto io l'arcobaleno non l'ho mai visto, non ho mai visto i colori dell'arcobaleno e questa cosa devo dire insomma mi ha colpito, mi ha fatto pensare e proprio per questo ho voluto inserire il titolo Tofu e la magia dell'arcobaleno, perché poi credo che ognuno di noi attraverso nella propria vita cerchi, no, i propri colori, cerchi comunque di esprimersi con i colori che ognuno ha dentro. Io ho scelto di ascoltare assieme a te Senza un noi. Senza un noi, Luisa Corna. Posso chiederti cosa ti ha ispirato questo brano? E questo è stato il primo singolo dell'album Le cose vere. Ma questa canzone essenzialmente è un brano che parla d'amore, però di quegli amori, quelli veri, quelli che restano nel tempo, quelli che non passano mai, a volte magari si trasformano, no? Trovano delle altre strade, però rimane sempre l'affetto nella sua forma vera, nella sua forma proprio quella essenziale. Possiamo dire, per tuo sentire, per tua sensibilità, che se lascia un segno, appunto, anche se non ci si vede più ma resta nel cuore, forse era perché era proprio amore vero? Ma io penso di sì, se i rapporti sono vissuti, sono totali e rimangono sempre nel tempo, non svaniscono mai in qualche modo. Fede84 si firma scrivendo Luisa ci manchi dalla TV, torna presto. È carino, grazie, o carina perché Fede può È essere vero, è grazie, vero. grazie mille.
Hai progetti, nuovi progetti in merito? Ma allora probabilmente avrò modo magari di andare in televisione, ma per far ascoltare anche l'album, sai, come promozione. Però un programma mio no, no, non ce l'ho il programma. E nuovi progetti in particolare allora? Ma adesso diciamo, insomma, stiamo un po' navigando a vista anche per fare i concerti estivi, Sì. no? Sabato ne ho fatto uno e adesso vediamo, stanno arrivando le varie proposte, quindi l'estate sarà sicuramente dedicata al live. C'è una domanda che vorrei farti e Sì? di cui ho già parlato un pochino con Pippo Franco e vorrei chiederlo a te proprio perché hai Sì? un'enorme esperienza in tanti settori dello spettacolo, e cioè che sensazione hai, che immagine ne trai del mondo televisivo, unito anche a quello social, odierno? Ma sai, io sono molto al di fuori da tutto questo, no, è un modo di essere che non mi appartiene, devo essere sincera. Io anche nell'ultimo periodo, diciamo, parlando appunto di social, ho cercato anche di impegnarmi, di capire un po' come funzionano le cose, ma, ma quando mi ci trovo dentro c'è molta violenza verbale, c'è un modo di essere che come ti ho detto, non mi appartiene. Questo bisogno di giudicare gli altri e io lo trovo di offendere gratuitamente, un modo proprio di urlare, cioè Mm. come se chi urla di più viene ascoltato, non lo so, fa parte proprio del mio modo di essere, ma Di anche del tuo mi sembra di capire. Certo, non ha senso. È un discorso molto egoico, egoistico, quello di soverchiare gli altri per emergere, ma è una cosa fine a se stessa che non dà nulla in mano, cioè è qualcosa che poi svanisce. Come dicevi prima, non lascia nessun segno, nessun senso Sì, di però condivisione. diciamo stiamo andando un po' verso questa strada, no? Lo vedi, insomma, c'è un Sì. po' questa attitudine nel erigersi sempre giudici, no? Magari nascosti, no? Ovviamente dietro un computer e permettersi di essere anche a volte molto, molto duri, no? Anche con persone che non conosci, insomma, tutto così in maniera molto gratuita, forse anche come uno sfogo, non lo so, ci sono dei meccanismi che bisognerebbe chiedere a qualche psicologo, però tutta questa rabbia mi spaventa molto. Già, soprattutto perché sembra voler essere proprio fomentata, ma la cosa Sì, bella, esatto. sì, la cosa bella invece è avere la presenza, torno a dire consapevolezza, la forza di non lasciarsi agganciare, di rimanere Mhm. noi stessi. Io credo in questi valori, come tante persone, no? Ovviamente ci credono e quindi penso che ognuno abbia il dovere, no? Di portare avanti quello che sente, quello appunto in cui crede, anche per i più giovani. Il 327 che dice che la sincronicità scoperta da Jung grazie a uno scarabeo e si firma Morfeo mi dà l'opportunità di parlare anche di un'altra sincronicità perché tra gli ospiti che ho avuto qui è capitato spesso, molto spesso sai il nome di Mia Martini e vedo che ha molta attinenza anche con te. Ma da diversi anni collaboro con l'associazione Minuetto Mimì Sarà, che è presieduta da Leda Bertè, che è la sorella maggiore di Mimì. Devo dire, ho abbracciato questo progetto proprio per la stima incondizionata che ho sempre avuto nei confronti della grandissima artista di Mia Martini, Mimì, insomma l'ho sempre apprezzata moltissimo. E un giorno Leda mi ha detto: sai Lisa, c'è una canzone di Mimì che si intitola Col tempo imparerò ed è un brano che lei ha provinato pensando poi di inserire in un suo CD futuro e poi non fece in tempo. Ed è una canzone che tratta temi molto, come posso dire, al femminile, perché parla di maternità mancate, di amori sfumati e mi piacerebbe molto che tu la interpretassi. Allora io non la conoscevo e devo dire l'ho ascoltata e me ne sono innamorata subito, tanto che poi ho deciso anche di inciderla, proprio come omaggio nei confronti di questa grandissima artista
ma anche insomma da donna a donna, no? Anche per tutte quelle donne che affrontano la vita con coraggio e determinazione. E allora, visto che siamo vicinissimi ormai alla chiusura e ti ringrazio del tempo che ci hai dedicato, passo, col tempo imparerò, interpretato in maniera molto intensa da te e poi ci salutiamo, torniamo in diretta per i saluti. A tra poco. Ne ricordo. E l'emozione di sentire Mia Martini in questa versione qui, e anche la linea telefonica ne ha risentito, Luisa. Caspita. Grande, grande. Grande, sì, e come ci dicevamo un po' durante appunto la pausa, sì, ci vuole molta maturità, mi dicevi, per entrare in queste corde qui, anche però parte del proprio vissuto. Sì, assolutamente. Poi sai, Mia Martini è sicuramente una donna che ha avuto molto dalla vita, però insomma anche molto le è stato tolto, quindi la sua sofferenza si avvertiva, no? In tutte le canzoni che interpretava. 671, Max, posso usufruire della radio per mandare un grandissimo bacio a Luisa Corna? Te lo chiedo, Luisa. Si Certo, firma grazie. Mauro. Ciao Mauro. Se posso verrò a Rovigo. Beh, sì, direi di sì. Lo aspettiamo Mauro. Assolutamente sì. Cara Luisa, io ti ringrazio di cuore per essere stata qui con noi al Bosco dei Sogni. Grazie a te. È stata una Grazie di bellissima... questa Sì, chiacchierata, è stato veramente un piacere, davvero. grazie, è una bellissima opportunità quella di poterti conoscere un pochino meglio e sentire la tua voce e tutte le cose belle che fai. Tornerò a Grazie. chiamarti, tornerò a chiamarti. Volentieri, volentieri. Ringrazio anche tutte le persone che mi hanno scritto, che sono intervenute. Faccio a te e a tutti quanti loro veramente un grandissimo in bocca al lupo. Tante, tante, tante belle cose. Grazie, grazie al lupo e grazie a te. Cari ascoltatori, ci sentiamo martedì prossimo. Intanto buona serata e un grandissimo abbraccio a Luisa. Ciao Luisa! Ciao, ciao Max.